Cari telespettatori, ben ritornati con noi anche questa sera, ben arrivati anche i nostri ospiti, ve li presento subito per questa parte della trasmissione. Ben arrivato l'avvocato alla mia destra Alessio Morosin, Partito dei Veneti, grazie di essere qui Buonasera. con noi. Alla mia sinistra ben ritornate dottor Gianangelo Bellati, in questa veste di economista, perché buonasera. Ha diverse vesti, stavolta economista, ben arrivato. Allora, i nostri due illustri ospiti ci supporteranno perché, lo vedrete anche dal titolo, vogliamo capire qualcosa di più e meglio di questa utopica ormai autonomia, perché veramente se ne parla, se ne continua a parlare, sembrava cosa fatta, poi si ritorna indietro, adesso il ministro Boccia la riporta in primo piano, ma ci sono tanti ma però e va fatta chiarezza perché tante persone hanno ancora la convinzione, soprattutto in altre parti d'Italia, che possa essere un boomerang per certe regioni. Per altri invece non è così, ma poi come verrà attuata questa autonomia differenziata, questo federalismo differenziato, potrebbe essere un boomerang anche per noi nel nord-est, punto di domanda, lo vedremo con i nostri esperti. Prima di incominciare però vediamo lo SPI CGIL, quindi lo spazio per i pensionati e pensionandi.